Eccoci qua, buona serata a tutti, buon giovedì sera, benvenuti su Io Compro Siciliano, il nuovo appuntamento del giovedì sera, quindi di prima serata, sono le 21:30 in questo momento. Saluto Paolo Gatto che sta curando la regia, Marzia, straordinaria, una redazione pazzesca. E allora questa è la prima puntata, io volevo intanto ringraziare tutti voi, tutti quelli che fanno parte di questa grande famiglia di Io Compro Siciliano. Grazie, come dice anche la Katiuska, che saluto, 260.356, grazie mille. Tra l'altro attraverso questa pagina potete utilizzarla anche per tutti i saluti, anche gli ospiti che tra poco andremo a presentare. Sicily On Air, ci occuperemo di musica, lo faremo con gli artisti che tra poco vi vado a presentare, musica siciliana, di artisti siciliani che vivono qui, ma molti vivono anche all'estero, e quindi avremo questo focus di giovedì in giovedì alla ricerca di tutti questi grandi personaggi e anche emergenti della musica siciliana, e il nostro obiettivo è questo. Volevo ringraziare innanzitutto anche lo staff, i fondatori di Io Compro Siciliano, che hanno creduto, hanno voluto questo progetto, quindi grazie veramente di cuore a tutti voi. Ho salutato la regia, ho salutato la redazione, ho salutato tutti. Io volevo subito cominciare con l'introduzione, intanto anche del personaggio famoso di questa puntata, perché dovete sapere che ogni settimana cercheremo anche di capire qual è il personaggio siciliano che ha avuto a che fare con la nostra terra e poi è andato via, insomma, ha trovato fortuna altrove. Beh, c'è un personaggio che ha delle radici forti siciliane, i suoi nonni, il suo papà, poi è diventato una delle voci più belle del mondo. Ci sono due paesi, io vi do degli input, poi anche nel corso della puntata magari avrete modo di indovinare anche voi. Lercara Friddi, magari saluto qualcuno che ci segue da Lercara Friddi, e Palagonia. Questi due comuni hanno fatto parte della vita più lercara, devo dire. Ci sono voci che dicono anche radici di Palagonia, del paese di Palagonia, siamo nella zona di Catania. Però l'Ercara Friddi, tra l'altro, c'è proprio una grande manifestazione, museo, avete già capito? Ne parliamo tra poco. Intanto mi voglio subito collegare con la prima ospite di questa sera, Alessandra Salerno. Buona serata, eccola qua, meravigliosa. Ciao Ale, buongiorno, anzi buonasera. Ciao Vincenzo, come stai? Bene, sto molto bene, cara Alessandra. Intanto ti ringrazio per aver accettato questo invito, perché sei la prima ospite ufficiale di Sicily On Air. Onoratissima, grazie a te. E Senti, a voi. dove ti trovi in questo momento? Dove sei? Mi trovo a casa mia a Palermo, nella mia camera, che è un po' il mio covo, un po' studio, un po' museo, un po' cose, un po' poster, un po' letto, un po' rose. Un po' tutto, Un po' tutto. Un po' cappelli. Qui ho la mia collezione di cappelli, una parte, vediamo se si vede, un unicorno, c'è anche un unicorno. Evitiamo di fare vedere altro perché spuntano oggetti strani. Perché l'unicorno? Perché l'unicorno? No, l'unicorno in realtà me l'ha regalato una delle mie migliori amiche per il mio compleanno, che è stato il 2 ottobre. Quindi niente, mi ha portato a pranzo fuori ed è spuntata con una parrucca rosa e un unicorno. La saluto, si chiama Francesca Picciurro, molti la conoscono perché è una grande... Ciao Franci, ciao cara. Allora Alessandra, faccio il giro dei saluti e poi torno da te, va bene? Ok? Mi raccomando, Stai bevendo qualcosa? Stai sorseggiando qualcosa? Dell'acqua. Ma come dell'acqua? Ma no. Dell'acqua. Una tisana. Io... È un mistero, che qui dentro non è proprio una tisana, è qualcosa con qualche gradazione in più, devo dire. Quindi lo faccio perché porta bene. È una tisana corretta, forse me la vado a fare. Brava. E allora, ci sentiamo tra poco, rimani con noi perché faccio il primo giro per presentare gli ospiti. Allora, mi voglio collegare con il centro, il cuore della Sicilia. C'è Piero Sciacchitano,
ovvero la voce dei Malarrazza 100% Terrone. Ciao Piero! Ciao a tutti, buonasera. Come va? Come la va? Vabbè, Come la va? come la va? Va bene, dai, diciamo che va bene, però lavoriamo sempre e andiamo avanti, dai. Allora, senti, ti manca qualcuno? Cioè, nel senso, ovviamente, senza gli altri che Malarazza 100% Terrone siete, chi è che manca Allora, all'appello in questa... sicuramente mi mancano un po' tutti, devo essere sincero, anche perché veniamo da diversi paesi, quindi non ci possiamo neanche incontrare qui in paese. Ma mi manca soprattutto suonare, ma anche le prove, non possiamo fare neanche le prove qui a San Giovanni, quindi si va Quindi avanti. siete comunque in contatto con, Sì. ovviamente, attraverso i vari modi. Vari Io social. i vari social. Allora c'è Giulio Esposto, il bassista. Ciao Giulio, intanto lo salutiamo. Ciao, Eccolo ciao qua. Vincenzo, buonasera a Oh, tutti. allora, se non sbaglio, Giulio, tu sei nelle vicinanze di Piero, perché siete insomma vicini, possiamo dire così. Sì, praticamente io e Piero abitiamo in due paesi che sono attaccati fisicamente, però separati come comune, perché sono due. Ma Io a Cambarata e diciamolo, lui a San Giovanni Gemini. ecco, non siete all'Ercara Friddi? No, non siamo vicino. da Terrafiti. Ma perché ho detto l'Ercara Friddi? Perché Io lo so. non lo sai. Alessandra Salerno, lo sai perché ho detto l'Ercara Friddi? Na. Ma vabbè, non dico niente. Però l'Ercara Friddi, le origini di quel personaggio famoso di una voce straordinaria sono di l'Ercara Friddi. Cioè, Sinatra. non dica nulla. Giulio, non dica nulla. Devo continuare il giro perché siamo collegati adesso con Padova, perché un'altra costola dei Malarazza è Salvatore Alessi, che è compositore, polistrumentista ed è a Padova. Ciao caro. Ciao a tutti, ciao Vincenzo e ciao a tutti. Ma guarda, perché sei a Padova? Sì, perché sono a Che Padova. No, dico, quante facce familiari che ci sono qui. Hai visto? Ma avete, scusate uomini, avete salutato a 1-1 Alessandra Salerno, che è l'unica donna. Hai ragione. Ciao Alessandra. Ciao ragazzi. Alessandra. È che siamo timidi, questo è abbiamo questa cosa della timidezza. Siete timidi. Piero. Anche attraverso lo schermo. Ma come? Siamo Malarazza e conosciamo il Galateo. Sì, ragazzi, allora intanto salutiamo, perché c'è moltissima, come prima, moltissima gente collegata, ed è bellissimo perché è un modo nuovo ormai questo è il futuro. Io sono contento perché vengo anche dalla tradizione, insomma, dalla TV tradizionale, però questa è la prima volta in assoluto su una piattaforma, le piattaforme web che sono veramente straordinarie. Allora, consentitemi di far entrare nel gruppo, io non lo so se, perché lui è Anastazza, sai? Lui è, ci colleghiamo con la Polonia, perché il nostro collegamento estero di questa puntata è con uno che insomma ha rappresentato l'Italia in Polonia anche in un format come The Voice of Poland. Mi è scappata la capsula. Poland, ho detto bene. Will, buonasera. Ciao a tutti. Ciao Will. Ciao ragazzi. Ciao Alessandra, ciao Vincenzo. In Polonia Ciao. in questo momento, ecco, i saluti convenevoli ci stanno, perché insomma siete tutti carini. Ho sentito, quindi ho anticipato subito prima di essere sgridato. Senti Will, in Polonia quanti gradi ci sono in questo momento? In questo momento ci sono sempre sui 9 gradi, non tanto freddo. 9 gradi, vabbè, insomma. Strano. Senti, tieniti al caldo. Se io ti dico l'Ercara Friddi, Will, l'Ercara Friddi, che mi dici? Tu non lo sai, ma i miei nonni sono di Lercara Friddi. Ma come? Ma veramente? Sì. Ma sì, quindi, sì. quindi magari hanno conosciuto i parenti di quello là. Ho detto prima The Voice of Poland, The Voice, insomma, chissà. Ma io ti dico che mio nonno faceva anche lui un po' le band, suonava nei locali, quindi chissà, magari si è incontrato con...
con quello lì. Scusate uomini, io ho qualche proprio minuto perché voglio parlare un attimino con Alessandra, me lo consentite? Assolutamente. Poi tocca... Allora, Alessandra Salerno. Che sta cercando il suo angolo migliore. Ecco, regia, mi dai un attimo Alessandra Salerno? Mi dai io e Alessandra, scusate, io gli uomini, scusate, ma io voglio un attimino avere un face to face con Alessandra Salerno, che è una musicista, cantante, interprete, compositrice e fashion designer. Guardate che bella. Guardate che già questo merita questa è la prima serata, questa è una prima serata. Senti, dal talent The Voice, Ale, fino ad arrivare a quest'estate, insomma, sono cambiate tante cose. Tu quest'estate, insieme ad altri anche amici, colleghi, bravissimi protagonisti della sicilianità nel mondo, hai fatto degli spettacoli veramente molto interessanti. Come è cambiata Alessandra Salerno da The Voice fino ad arrivare ai palchi e al trio di quest'estate? Che dirai tu chi sono, eh? Allora, sì, il trio, in realtà siamo 4. 4, è vero. 4. Come sono arrivata da The Voice a tutto quello che è successo quest'estate? Cioè, diciamo, è passato un po' di tempo, quindi non saprei cosa raccontarti prima. The Voice intanto mi ha aperto un mondo nuovo rispetto a quello che facevo prima, nel senso che io in realtà già facevo questo mestiere, però lo facevo nei club, facevo tutto quello che fanno tutti, nel senso la famosa gavetta, i club, i matrimoni, un po' di tutto. Poi però era sinceramente, perché praticamente lavoravo tipo 5-6 giorni a settimana, sempre con gli stessi ritmi, sempre andandomi a coricare tardi, svegliandomi tardi e ricominciando la giornata dopo con le stesse routine, no? Non avendo mai spazio poi per me o per scrivere le mie cose. Per cui quando poi è arrivata l'esperienza di The Voice, che è stata un'esperienza televisiva forte per me, anche a livello mediatico e di web, ne ho approfittato per, diciamo, cambiare un po' il tiro e per buttarmi più sul teatro, più sui festival, che era quello che volevo fare da un sacco di tempo. E questo mi ha consentito anche di avere il tempo di cominciare a scrivere. Infatti siamo giunti a quest'anno con l'uscita di un disco dove gran parte sono inediti appunto miei e poi quest'estate appunto tra le tante cose che sono successe durante questi anni, Stati Uniti, ho vissuto a New York, i concerti in giro per l'Europa, insomma un bel po' di cosine, e poi ci siamo ritrovati in realtà quest'anno a fare i conti con una situazione del tutto nuova. E quindi l'incertezza del futuro e l'impossibilità di lavorare fondamentalmente, perché si è lavorato un po' quest'estate ma veramente poco, perché poi tanti comuni italiani in generale non hanno voluto organizzare nulla perché erano più i cavilli burocratici a cui dovevano stare attenti con tutte le normative che altro, e quindi abbiamo lavorato veramente in un regime di guerra. Però questo ci ha consentito sicuramente di sviluppare nuove vie, ci ha dato il tempo di lavorare a casa, di produrre, ognuno di noi ha fatto praticamente il produttore, perché ci siamo tutti comprati oggetti tipo questa roba qua, che io avevo comprato a New York tanti anni fa, ma che non avevo mai usato, oppure come questa roba qua. E quindi adesso le nostre camerette, le nostre case si sono trasformate in sono diventati in home studio, sì, studio. Sì. Siamo tutti veramente diventati bravissimi. E poi il trio di quest'estate di cui parlavi tu, che in realtà non è un trio ma è un quartetto, è uno spettacolo molto bello con Paride Benassai, Marcello Mandreucci e Dario Sulis, che saluto, nato diciamo dallo spirito di 4 amici fondamentalmente che volevano condividere l'esperienza di palco insieme, portando le proprie identità, seppur diverse, da background completamente diversi, inventandoci uno spettacolo che si chiama Palermitane a modo nostro. Ed è bello perché bello, molto bello. Basta, fermami, sparatemi. Stop. Allora, la tradizione siciliana
Guarda come se la ridono i miei ospiti. Allora, però è giusto perché guarda quello lì, Giulio come... ora sto parlando di voi perché Malarazza, io quando ho sentito questo pezzo, Zio Pino, ragazzi, credetemi, una grande emozione. Pino. Non ho Fai capito. bene, brava. Ah, conosci Zio Pino. Ce l'ho, io Zio Pino, certo. Senti, senti, Piero, ascoltami. Sì, dimmi Sicuramente il pezzo dedicato a Pino Puglisi è stata una svolta per la vostra band. Sì, assolutamente è stato il primo brano, il primo video, abbiamo puntato veramente molto su questo brano ed è stato veramente quell'annata che è stata nel 2017, diciamo la prima annata dove abbiamo suonato tantissimo sul palco e ci siamo divertiti tantissimo. Tra l'altro c'è stato un episodio che ero talmente stanco, Vince, ero talmente stanco dei live che praticamente sono andato a comprare una cassetta di latte e sono caduto all'indietro perché ero completamente a pezzi. Però è stata una bella annata. Purtroppo adesso siamo stati costretti quest'anno a stare fermi, però abbiamo prodotto tanto. Abbiamo realizzato, Salvo ha realizzato 2 brani e io ho realizzato altri 2 brani, quindi ci stiamo dando da fare, dai. Piero, stavo dicendo proprio quello, il tuo collega, amico che si trova a Padova, Salvatore Alessi, è in pratica considerata la mente un po' di voi Malarazza 100% Erone. È vero, Salvo, è vero che sei tu la mente dei Malarazza? No, diciamo che non sono io la mente, ma finora sono stato l'autore dei brani. Adesso Piero ha cominciato a dare anche una svolta, ha portato un po' di aria fresca, perché comunque il mio stile è abbastanza cupo, abbastanza intellettualoide, tra virgolette. Cerco sempre escamotage musicali, armonici, eccetera, eccetera. Invece, non penso che alla fine magari lo stile più diretto possa essere quello semplice e diciamo più fresco. Quindi per adesso Piero sta cercando di portare questa novità. Ci provo, poi Senti, ovviamente ci sono, ad esempio, sì. No, volevo chiedere a Giulio invece, è vero che vi hanno spesso magari convinto a cambiare stile, a cantare in italiano, a fare cose diverse, ma voi comunque testardi dite no, abbiamo voluto sempre portare avanti la tradizione. Piero, lo so che è così, è vero? Allora, io sinceramente ho scritto un brano in italiano, ma non l'ho scritto per emarginare, diciamo, il siciliano, per lasciare il siciliano, anzi, l'ho scritto soltanto perché quel brano andava bene per la lingua italiana. Poi ci tengo a dire che noi ci teniamo veramente a dedicare i nostri brani alla gente che ha dato la vita per questo grande paese, per questa grande isola, e lo facciamo con il cuore, quindi va bene così. Poi vabbè, adesso tra poco vedremo anche qualcosa che vi riguarda, un piccolo contributo come Ale, come Will, quanto ti manca la città di Palermo? Tu comunque hai portato i colori siciliani e quelli della tua città Palermo in Polonia, tanto che hai partecipato anche a The Voice of Poland, è stata un'esperienza incredibile, e ultimamente anche a Sanremo per Sanremo Rock, insomma, sì. Complimenti. Sì, grazie. Scusate un po' la voce tirata, che oggi, come oggi, è sempre un campanello d'allarme, ci si spaventa di tutto ormai. Io sì, ho avuto l'occasione, la fortuna, la benedizione, non so come chiamarla, sicuramente di partecipare a The Voice qui in Polonia. In realtà io cercavo una strada. Come si dice, certe volte non si sa come, se uno raggiunge il proprio sogno non sa come ci è arrivato, ma sa che ci doveva arrivare. Quindi io sapevo che ci sarei arrivato, in qualche modo lo credevo, però ovviamente provavo tutte le strade.
come diceva Alessandra, anche io ho provato la mia strada dalla gavetta, nei locali, sono andato a Milano, sono andato a Londra, alla fine a Londra riuscivo solo a fare il barman, non avevo tempo di fare niente, sfruttato. Poi sono andato in Polonia, perché mia moglie era, che poi è diventata mia moglie, della Polonia, chi me lo doveva dire che dovevo andare lì a The Voice of Poland, e veramente è stata un'occasione incredibile arrivare in finale. Poter cominciare praticamente in Polonia a fare concerti senza dover fare altro, cioè già direttamente ad un livello veramente alto. Per me era veramente una cosa incredibile. Poi ho partecipato adesso a settembre a Sanremo Rock con 200 band di stile rock e anche trend, e siamo arrivati sui primi 10o o 11esimo, non si sa perché hanno scelto i primi 8, quindi ci hanno detto che eravamo proprio lì. Ho detto va bene, benissimo, però non importa, ho capito che la strada è quella giusta. Infatti sto lavorando sui miei pezzi, che già sono già lì arrangiati bene. Adesso c'è anche un'ultima cosa, prima di chiudere il discorso con monologo, non voglio fare monologhi, che sto collaborando con un produttore di Roma che ho incontrato anche lì, a Sanremo, per praticamente la colonna sonora di qualche film di un'azienda cinematografica italiana bella e importante, quindi spero veramente vada in porto questa cosa, perché il mio sogno non è quello soltanto di rimanere in Polonia, ma portare la mia ciurma, la mia famiglia in Italia. Chissà. Allora, vediamo se intanto ci sono amici che stanno scrivendo sui social, c'è gente che guarda la diretta ovviamente sulle nostre piattaforme, YouTube, Facebook. Possiamo, regia, leggere magari qualche messaggio in sovraimpressione per capire il pubblico che cosa dice di questa prima puntata? Allora, intanto c'è Celine, auguri Sicily on Air. Celine Dion no, è Celine, è un'altra... No. Poi c'è Amalia che dice buonasera a Vincenzo e al grande popolo di Io Compro Siciliano. Ciao Amalia Lopinto. Poi ancora ti stiamo seguendo tutti, tutto lo staff ovviamente Io Compro, insomma, fondatori. Poi c'è Salvo Buccheri che fa ovviamente delle emoticon per incoraggiarmi. Alessia, Smile and Food, Listro, benvenuti su Io Compro Siciliano. Ma quanti siete? Passano ancora. Allora, Patrizia Cellini, questo è mo' lungo, Ciao a tutti e un saluto particolare alla bellissima Alessandra. Mi innamorai di lei quando partecipò a The Voice. Patrizia, è qua Alessandra, Fate cantare ad Alessandra. Fate cantare ad Alessandra. Vabbè, ma qua amico, cioè come prima puntata, ragazzi, mi costa tantissimo farla cantare dal vivo, però c'è qualche altro messaggio. Lidia, la musica è linfa vitale, bravi, ma viva la musica, sempre viva, viva la musica. Aspetta, e allora ci voleva Io Compro Siciliano per riunire diversi artisti siciliani nel mondo davanti a un pubblico di ascoltatori che non richiede altro che seguirvi. Che bel progetto, ancora tanti auguri, grazie mille. L'ultimo, regia, l'ultimo. Allora, Stefania Caccamo, bravissimi staff Sicily on Air, bravissima Alessandra Salerno e complimenti alla bellissima voce. E allora, dopo la fine, prima di finire, facciamo un altro giro. Grazie Paolo. A proposito di sentirla cantare Alessandra, regia, se lei è pronto, ci sono piccoli smart, perché è tutto smart ormai oggi. Che fai? Faccio cose smart. No, perché dobbiamo andare con rifugi, dobbiamo subito, come si dice in siciliano, visto che come si dice in siciliano? No, free e mangia. Brava. No, frittola. A Will. La frittola. Che poi a me non piace, anche se... No, vabbè. Paolo, per favore, il contributo, l'RVM, senti ancora la Marcord di Alessandra, un minutino di Alessandra Salerno. Per favore, un minutino. La memoria di Alessandra. No. Prego, regia. Cuti ludissi cataglia all'alzare, me che una morte m'hanno chiesto dolore. Ai, moru, c'è tu nel lume cori, l'amore mio sei tu. Ai, moru, c'è tu nel lume
la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Lo primo amore lo feci con te e tu schifiosa ti sta scordando è mia, pace facemmo nicaredda mia, sciato dell'arma mia, l'amore mio sei tu. Bravo. Wow. Bellissima. Ma dal video non sembra neanche lei, tra l'altro. Cioè, Ma c'è in che no, sta? nel senso che... Come no? Solo i capelli, dai. infatti era Ragazzi. proprio... La differenza tra palco e realtà, poi. Certo, E allora, Nel senso buono del termine, attenzione. proprio discalzi da casa e Perfetto. Perfetto. E allora riprendiamo le redini in mano, e non è facile perché con tutti questi ospiti qua e soprattutto sono tutte teste molto calde, soprattutto Alessandra Salerno, perché voi non sapete, Alessandra Salerno prima, no, ascoltate, prima della coprifuoco, la signorina Alessandra Salerno in piena notte, direi quasi all'alba, cosa faceva Alessandra Salerno? Andava a casa? Cosa facevi, Alessandra? Cosa facevi? Dillo tu, perché se penso a tutte le cose che facevo prima di entrare in lockdown entro l'alba. Allora, se per caso vi trovavate alle 5 del mattino su Corso Vittorio Emanuele a Palermo, era probabile che trovavate un'Alessandra Salerno che ballava con l'incrocio lì con i quattro canti, perché Alessandra è una donna che è molto notturna, è una che gli piace la notte, vero? No, era il mio compleanno e chi mi conosce sa che io festeggio il mio compleanno in maniera proprio devastante, come se non ci fosse un domani, e a volte il mio compleanno io ballavo la samba in via Corso Vittorio Emanuele. Senti, Piero, voglio parlare, voglio parlare con Piero. Senti, sì. Piero, cosa sta per partire? Perché ridi? Piero, perché niente. Allora, lo dico io perché secondo me in Malarazza sto cercando di immaginarmi la scena di Alessandra ditelo state scrivendo il messaggio su WhatsApp, lo potete dire, perché tutte e tre ridete, io lo vedo. No, assolutamente, noi ridiamo, no. Guarda, possiamo farti vedere la chat se non ci credi. Meglio di no. Allora, sai, Piero, qual è il problema? Dimmi tu. No, vabbè, mi mancano i live. Rido per non piangere. Ecco, mi mancano tanto i live. Canta qualcosa adesso. Canto. Ora canto Tutti nudisti con Alessandra, dai. Poi più tardi magari facciamo... Però ci stai. Però dobbiamo vedere la tonalità. Ti preoccupare, io ti seguo. Vai, andate. Cuti ludissi cataya lassari, meglio la morti, ma non chi stu dolori. Ai, moro. Sciaturi, l'amore mio sei tu. Ai, moro. Sciatu di lume cori. Ci siamo? No, ci siamo, ragazzi, solo che c'è un problema. Allora, questo esperimento di cantare contemporaneamente non ha mai funzionato durante questi mesi. No, mai. Perché però scusate, però devo dire che è stato un bel momento, perché sentire Piero cantare questa canzone in onore anche ad Alessandra, perché insomma l'ha appena sentito, è un bel momento di spettacolo. A tal proposito, proprio per aumentare il momento d'ascolto su Io Compro Siciliano, c'è la clip dedicata ai Malarazza, proprio un minutino, perché dopo aver sorriso vedendo ma non era lei, non sembrava Alessandra, vediamo un po' all'azione i Malarazza 100%
Chitarrone, eccolo. Prego regia. In processione mostra i segni della gloria, incisi sulla pelle che cambia colore del rosso il suo nome. A così bella era Catariari, come lo campo si intrizza vestiti, la ninfa di Maria, gli spiari, un occhio tra i bambini di fichi. Alle terre di Girgenti, Natale del poeta, delle folle e delle genti, e dei matti senza meta tra gli ulivi di Girgenti. I Natali del poeta, delle folle e delle genti, e dei matti senza meta. Ma ora in terra gluttorica non batti, li picciotti della strada li sono figli, la potenza di un messaggio troppo grande. Wow, bravi. Vincenzo, No, dimmi. ci tenevo comunque a salutare anche gli altri Matarazza che sono a casa, non che Bravo, sono in diretta, bravissimo. ma che ci stanno seguendo, che sono Sebastiano Valenza, Carmelo Traina, Giuseppe Mormino, Elena Lellio, la nostra ballerina. Bene, sono molto contento di salutare. Ale, cosa dicevi, Ale? Pazzeschi. No, Ma un commento veramente. negativo, dai. Cioè, E allora? per far condicio a Piero. Veramente è il primo commento positivo che ha Era fatto. positivo il commento di Piero. Quindi, Dovresti rispondere, Riprendo- non sembrate nemmeno voi. Esatto, non sembrate nemmeno voi. Bravo Will, grazie. Ragazzi, ma veramente credetemi, non c'è studiato, siccome ragazzi siamo davanti a tanta gente perché i numeri parlano e devo dire saluto tutti quelli che stanno seguendo in diretta, sono veramente tanti, abbiamo creato una prima puntatazza made in Sicily veramente insomma incredibile. Bella spumeggiante. Spumeggiante. Senti Will, mi ascolti? Sì. Mi ascolti Sì, che qua certo. il fondatore è uno di quelli che dal punto di vista autorale ci teneva molto. Tu lo sai che io qua non lo posso far vedere, però non si vede, però c'è un estratto di nascita addirittura del comune di Palermo, perché si è scoperto che all'ufficio anagrafe di Palermo ha fatto chiarezza su una diatriba che durava da parecchi anni. Quindi, contrariamente a quanto si è creduto fino a anni fa, il padre di Frank Sinatra non era originario di Palagonia, ma a quanto pare palermitano. E comunque non Palagonia, ma Che bella cosa, che bella cosa. E allora, che rapporto hai con Frank Sinatra, caro Will, visto che te la canticchi in Ma qualche parliamo ogni locale in giorno, Polonia? ci prendiamo sempre un caffè ogni tanto. Dico, a parte avere qualche crisi mistica, tu quotidianamente sono problemi che devi far analizzare, ma ho visto, e non so se avremo tra poco anche un video, prima della fine lo manderemo, dove tu canti Frank, il grande The Voice Frank Sinatra, è vero? Sì, è stato praticamente un caso perché ero in Polonia la prima, praticamente da pochissimo, da qualche giorno. Facevamo una passeggiata qui a Torun, si chiama Torun la città dove viviamo, e c'era questo locale con un karaoke. Mia moglie Carolina ancora eravamo single, scusate, eravamo sposati ma senza bambini, è un po' strano. Praticamente lei mi dice: dai, vai a cantare, perché secondo me tu hai una voce carina, perché non fai qualcosa? Io dai, un po' mi secca, mi vergogno. Insomma, siamo entrati, quello fa: dai, cantate questa canzone. E giusto mise Frank Sinatra, ma io ho detto: dai, vabbè, la canto, tanto devo leggere, non è che mi ricordavo tutte le parole. Quindi è stata una prima volta in cui mia moglie, che pensava io sapessi cantare, ma si è resa conto che c'era qualcosa di più. Infatti poi da lì ho detto: secondo me dovresti fare qualcosa.
Giusto, la prima cosa che ho fatto in Polonia è stata cantare My Way di Frank Sinatra in un locale. Ma scusami, scherzare. regia, non so se in scaletta come primo o secondo contributo, proprio che riguarda Will, lo puoi, abbiamo la possibilità di vedere questo filmato di Will che canta la canzone di Frank Sinatra, questo omaggio. Vediamo dalla regia se me lo fa partire oppure mi arrivano delle parolacce perché non era proprio... Bene. Allora, La cosa che mi è piaciuta tanto di Will, caro Vincenzo, è stato proprio il fatto che abbia improvvisato su un pezzo del genere, che per alcuni magari può sembrare una cosa un po' strana, perché ha rischiato, no? Sacrilegio! Sacrilegio, ma invece per me è una cosa bella, perché comunque hai tirato tu il carattere, diciamo, vocale, il timbro vocale che hai, che è molto bello, tra l'altro, secondo me. È Grazie vero. mille, Posso grazie aggiungere una cosa? Prego Ale. No, dico che inoltre la cosa bella e molto spontanea, molto vera di tutta questa cosa è che intanto i primi due filmati che tu hai mandato, il mio e quello dei Malarazza, sono filmati diciamo videoclip, ecco, no? Invece Will ci ha raccontato la storia di come è nato il suo rapporto di Frank Sinatra con Frank Sinatra prima di arrivare a The Voice. E ci ha regalato esattamente quel momento lì, cioè la prima volta che l'ha cantato al karaoke. Questa è una cosa bellissima, perché cioè, di voi potete trovare i videoclip ufficiali su YouTube, però io non so se questa cosa che è così primita, un video fatto di cellulare esiste, è bellissimo. Però perdonatemi perché con Will c'è un bel rapporto, siccome c'era questa cosa inedita che volevo far vedere, però visto che la Salerno è Malarazza, voi pensate che io una bella marchettona a Sissi on Air a Will non gliela devo fare? Allora vediamo insieme l'ultima clip, perché Will dalla Polonia ai vari format importanti ha fatto queste cose, anche dei video molto belli. Prego regia con l'ultima clip. I feel so happy. The sun is risen. Thank you for all that you've been together. Just for love, I give it all, stay with me. It's all I want, just for love. I give it all, stay with me. It's all I want, just for love. Just for love. Stay with me. Stay with me. It's all I want, just for love. Just for love. Love, I give it all, stay with me. It's all I want, just for love.
Bravissimo. Bello! Che bello! Io intanto suonavo la tromba. Bravo, bravissimo. Allora, bravissimo. Molto Justin. Fantastico. Yeah. Sì, è vero, è vero. Senti, regia, un po' di messaggi in sovraimpressione, così salutiamo anche la gente che sta continuando a vedere alle 22:10, insomma il nostro appuntamento con Sicily On Air, un po' di messaggi, ecco qua. Allora, Miriam Taormina, Just for Love, un mito. Oh là là, ciao Miriam, William, poi Anna Tuzzolino, vai, qua c'è la clac. Qua mo c'è la clac, vai William Change, Anna Tuzzolino. E ancora altri messaggi. Beh, ragazzi, qua c'è. Fate, ragazzi, Katiuska Falco, la regina di Io Compro Siciliano Live a mezzogiorno ogni giorno. Ciao, Kati. Ciao. Grande. Andiamo avanti, qualche altro messaggio. Chiara, complimenti a tutti e viva Compro Siciliano e tutto quello che crea con questa grande puntata Sicily On Air. Pensare a Io Compro Siciliano come contenitore dell'arte made in Sicily nel mondo, unire tanti artisti. Grazie. Just for love. Bello, mi piace. Massimo Torcina, voglio i live. Puntini, certo. Cioè, complimenti anche allo studio, molto Sicily On Air. Vabbè, sì, devo dire che ho chiamato l'impresa per farmi ristrutturare la casa. Che piacere sentire la risonanza dell'anima digitale. Va bene, grazie ai messaggi. Sono le 22:11. Io voglio fare come quelle, cerco, la trasmissione dura all'incirca 40 minuti, poi un paio di minuti di sforo ci possono essere, però voglio fare come quelli che dicono la trasmissione dura 40 e poi ne dura 2 ore. Assolutamente no, sarà tutto un concentrato. E tra l'altro vi posso già anticipare che nella prossima puntata, giovedì prossimo, ci sarà tra gli altri anche Miele, che è un'altra insomma artista siciliana, insomma molto brava, e salutiamo. E poi ci sarà anche Marco Gray e altri. Insomma, ho spoilerato qualche nome perché è giusto. Senti Alessandra, come vogliamo salutare i siciliani che ci stanno guardando? È una luce un po' da intravedere in fondo al tunnel per voi artisti, e speriamo che i live tornino presto. Sì, speriamo che veramente tornino presto. E che dire, noi vi aspettiamo in teatro, noi vi aspettiamo con noi a seguirci, quindi penso di parlare a nome di tutti nel dire che non vediamo l'ora di riabbracciare i nostri fans, veramente, quindi cioè, di tornare ad una normalità, no? Di tornare alla musica, ne abbiamo veramente tanto bisogno, e basta questo, speriamo che accada presto. E allora Piero, i Malarazza sono animali come Alessandra, tra l'altro animali da palcoscenico, non so se mi è mai capitato di vederli, adesso sono, ahimè, un termine ovviamente, però speriamo che anche Malarazza tornino presto. Cosa vi aspettate e cosa sperate soprattutto, Piero, Giulio e Salvatore e tutti gli altri che sono a casa? Speriamo di... Sì, parla tu, sa. Speriamo di ricominciare al più presto anche noi, perché effettivamente in questo momento siamo, come ben dicevi, degli animali in gabbia. Noi abbiamo bisogno oltre che di cantare e suonare, di correre sui palchi. Questa è la cosa che ci manca tantissimo, quindi speriamo bene. Siamo cavalli in stalla, Vincenzo. questa immagine devo dire racchiude tanto. Piero, c'è sicuramente da lavorare io voglio salutare invece tutti i lavoratori dello spettacolo che in questo momento stanno vivendo un momento tragico della loro vita, di quest'epoca. Tra l'altro voglio spoilerare il nostro ultimo inedito e il video che uscirà a breve, che si intitola Povero artista, proprio dedicato appunto all'artista e a quello che sta vivendo. Beh, sono tra i primi a saperlo. Sono tra i primi a saperlo. Sì. Sono tra i primi a saperlo. Siete tra i primi a saperlo, sì. Mi onoro, Malarazza 100% Erone. Will, mo dalla Polonia, che aria rossa, aria arancione o aria gialla? Come siete combinati voi? Qui? Ma insomma, qui
Non lo so, comunque povero artista povero, io mi collego a quello che ha detto Piero, nel senso che povero perché poverino, ma anche povero perché sono finiti pure i soldi, cioè noi siamo in un mondo lavorativo che è stato dilaniato da questo stop totale. Io devo dire che grazie al fatto che sto in Polonia comunque ci sono degli aiuti per le famiglie che hanno dei figli, cioè io ringrazio i miei figli perché mi arrivano un po' di aiuti familiari perché per il resto chi come me lavora di musica, non ha altre entrate, veramente è durissima, è difficilissimo andare avanti e quindi siamo tutti lì in attesa e stringiamo i denti e cerchiamo, e sicuramente però dobbiamo mantenere il lato bello dell'essere positivi, in quel senso lì no, ma nel senso positivi nella mente, perché è una cosa importantissima non lasciare che un po' la tristezza prenda il sopravvento, ma cercare di continuare, ecco, a sfruttare tutto questo tempo a disposizione per produrre, come diceva Alessandra, quindi per mettersi là a scrivere nuovi pezzi, nuove canzoni e già essere pronti per poi esplodere nel momento in cui ci apriranno quelle gate, quelle sbarre. Will, io ti ringrazio, ti voglio bene e speriamo di risentirci in futuro. Grazie a William Prestigiacomo collegato Grazie dalla a voi, Polonia. ragazzi. Ciao Will, È stato un piacere. Ciao Will, Grazie, ciao, veramente. ciao. Ciao. E allora, salutiamo ovviamente Piero, a Salvatore, Giulio e Malarazza. Ragazzi, grazie veramente di È stato cuore. un piacere, è stato un enorme piacere. Ciao Vincenzo, Vi siete grazie della possibilità. Vi siete divertiti? Sì, assolutamente tantissimo. sì. Yeah, No, ma tra l'altro mi fa bene. veramente piacere conoscere altri cantanti che sono siciliani e che poi magari sono andati all'estero e rivivere la loro esperienza. Grazie ai Malarazza, ragazzi, ci vediamo presto, magari durante il corso dell'anno per un altro collegamento. Ciao, grazie. Ciao Vincenzo. Ciao. Siamo rimasti Siamo soli. soli e soli. Dobbiamo salutarci, cara Alessandra. È stato un piacere averti come testimonial femminile della prima puntata, quindi mandami un bacio. Mandami un bacio. Grazie Ale, grazie mille. Grazie Ale, ti voglio bene, grazie. Ti voglio bene. Grazie Ciao. a voi tutti. In bocca al lupo per questa nuova avventura. Grazie mille Ale. Allora, siamo giunti alla fine. Ho sforato di 2 minuti. Vincenzo Canzone vi auguro una buona serata. Ci vediamo ovviamente nelle repliche, in video party anche con Sicily On Air. Ringrazio tutto lo staff, Paolo Gatto che lavora in regia, Marzia che continua a lavorare giorno dopo giorno per la prossima puntata che sarà ovviamente giovedì prossimo alle 21:30, ogni giovedì su Io Compro Siciliano. Mi raccomando, vi aspetto. La puntata è finita. Salute, buonanotte, sigla.